Sara Ferrucci da Casteldelpiano, Contradaiola, l'hai ribadito subito questa sera, ti è stato dato questo compito di realizzare il premio di Este Bacchetta, un premio che un po' scostato un po' dal palio vero e proprio, però è un premio a cui le contrade Piancastagnaio tengono in particolar modo. Sì, mi è stato dato l'onore, diciamo, di realizzare questo premio che poi io ho in parte dipinto e in parte realizzato a pirografo e diciamo che sì, discostato dal palio, ma io personalmente, come ho detto alla presentazione, lo sento molto, in quanto una competizione tra sbandieratori e tamburini è una parte vera della contrada, no? Una parte che comunque durante tutto l'anno rappresenta poi il sacrificio e il lavoro dei ragazzi che si mettono in gioco per portare i colori della contrada alla vittoria, comunque una vittoria importante. Certo, tra l'altro hai ricordato la tua esperienza con il tamburino. Sì, io ho suonato per diversi anni nella mia contrada quando ero più piccola come tamburino e è proprio per questo che ho sentito, diciamo, in particolar modo forte il legame con la realizzazione di questo premio. Sì. Che area respira a Piancastagnaio? Io vengo spesso a Piancastagnaio, ormai ho amici poi anche altre contrade in diversi in passato qualcosa, sì, vero? sì, io infatti dipingo per passione, e per passione ho iniziato per la mia contrada e poi ho degli amici a Piancastagnaio, perciò in alcune contrade ho realizzato dei lavori per loro. Perciò vivere il palio è una cosa comunque sempre bella, no? Il nostro è una sensazione che si vive nello stomaco, ma allo stesso tempo quando condividi diciamo, dei momenti anche con altre persone in altri paesi ti rendi conto che poi loro hanno le stesse tue sensazioni e è bello anche per questo.